Assalto ad un ingrosso di prodotti elettronici di via Ontani. A fare irruzione nello stabile all'alba di ieri, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stata una banda di 8 persone. Avrebbero sbarrato la strada d'accesso sul retro con 3 furgoni rubati e cosparso l'asfalto con chiodi a 3 punte per impedire l'accesso alle pattuglie nel momento del loro arrivo. Un quarto furgone lanciato in retromarcia sarebbe stato invece utilizzato come ariete per sfondare la porta d'accesso al magazzino alla ricerca di cellulari poi trovati sfondando un secondo accesso. Una volta introdotti all'interno, gli uomini incappucciati, vestiti di nero, avrebbero arraffato quanto più possibile tra smartwatch e telefonini nei pochi minuti a disposizione per poi scappare disturbati dall'allarme. A bordo di auto, anche quelle rubate, lasciandosi alle spalle danni da migliaia di euro e asportando un bottino di meno di 4.000 euro. Sul posto intervenuti i carabinieri di Vicenza che indagano sul fatto.